Innanzitutto buongiorno a tutti, benvenuti a questa conferenza stampa, una conferenza stampa importante che si rivolge in particolar modo, è chiamata Fiera e Festa Nazionale dello Sport, no? Ma è qualcosa di più, secondo noi, qualcosa di più perché riguarda non solo la Festa dello Sport, non solo il CONI, ma riguarda anche e soprattutto un progetto che vogliamo portare avanti come Conegliano nei prossimi anni, deve diventare un punto di riferimento. Questo è l'anno zero di questo tipo di manifestazione, l'anno zero di una manifestazione che vuole essere sport, ma soprattutto vuole essere inclusione. Cioè qui si parla della possibilità dei ragazzi normodotati e dei ragazzi con portatori di handicap o con disabilità o diversamente abili, come si dice oggi, di stare assieme in queste giornate, di poter vivere assieme i valori dello sport, ma non solo i valori dello sport, anche i valori della partecipazione condivisa alla vita di tutti i giorni. Per cui questo è quello su cui vogliamo puntare. Abbiamo tante associazioni, come vedete, che hanno dato la propria disponibilità, perché all'interno di questi 3 giorni comunque ci si proveranno anche vari sport, i ragazzi potranno provare vari sport, ma ripeto, la cosa che ci interessa di più è non solo creare campioni, che quello insomma da grande vedremo come diventerà la gente, ma soprattutto creare una coscienza collettiva di inclusione, di capacità di accettare gli altri tramite, come ho detto prima, i valori dello sport, ma anche i valori della vita di tutti i giorni. Noi a Conegliano abbiamo una grande fortuna, dico sempre che da oltre 50 anni esiste la nostra famiglia. La nostra famiglia ha fatto in modo che i ragazzi che crescono su questo territorio siano tutti ragazzi che hanno una grande sensibilità. Abbiamo sempre spinto perché ci fossero iniziative che vedessero i ragazzi partecipare all'interno della nostra famiglia, creare quel senso di comunità che permette poi di acuire le varie sensibilità e dare una mano nella vita di tutti i giorni anche a chi ha problemi. Chi ha problemi possiamo essere tutti noi, insomma, non solo le persone diversamente abili. E questo va in questa direzione qua. Perché ho detto anno zero? Anno zero perché è la prima volta che creiamo un evento di questo genere e con tutte le difficoltà che un evento di questo genere porta con sé, per cui ringrazio Primo per l'apporto che ha dato sia all'ufficio sport, ringrazio Sonia e tutti i volontari che si sono messi a disposizione, tutte le associazioni sportive, in particolare il rugby che non è presente qui oggi perché era concomitante con altre cose che aveva, ma ringrazio il Presidente Antoniazzi perché si è reso capofila di tutte queste cose qui e diciamo loro poi sono maestri in questo perché il rugby ha anche, porta con sé oltre ai valori anche una grande sensibilità, come ho detto prima, e i progetti di inclusione nel rugby sono progetti già da anni affermati in varie parti d'Italia, vogliamo che anche a Conegliano sia così. Io non aggiungo tanto altro, dico questo veramente è una cosa che vorremmo potenziare, mettendola nel piano dell'offerta formativa di varie scuole già partendo da settembre 2024 in modo che i ragazzi e le scuole possano già prepararsi nel 2025 ad avere veramente un evento a livello nazionale di questo tipo qua che unisca tutti perché, e poi chiudo perché qui si uniscono le scuole intese come scuole primarie e secondarie di primo grado e anche scuole superiori per chi voglia partecipare, liberi cittadini che vogliono avvicinarsi a questo, tante società sportive come abbiamo scritto qui, l'amministrazione comunale, i volontari, per cui diciamo c'è un grande senso di accoglienza che ci sarà quel giorno che permetterà a tutti di sentirsi a casa. Ecco, noi vorremmo questo, che tutti si sentissero a casa propria e che anche le famiglie in questo, le famiglie delle persone diversamente abili possono trovare una situazione di familiarità nella quale portare i propri ragazzi, vivere una giornata spensierata tutti assieme e, ripeto, nelle regole etiche dello sport, ecco, questo da riportarvi vicino alle regole che guidano lo sport, per cui le regole di lealtà, le regole di inclusione e proprio la possibilità di stare assieme e passare 3 bellissime giornate.